Allora, torniamo insieme sul tema bomba. Giustamente ha specificato, ha detto onestamente come sta la situazione, si è perso un po' di tempo. Volevo una piccola parentesi. Voi come Cogevo, che sarebbe Cogevo Venezia e Cogevo Chiostro. Quindi abbiamo la gestione della risorsa in tutto il litorale veneto. Avete delle strutture importanti? Sì. Perché non è... Noi abbiamo due strutture molto importanti, una a Caorle e una a Chioggia. A Caorle facciamo la trasformazione dei molluschi, quello che vedete alle mie spalle. È stata prima, sì, abbiamo visto. Quindi oltre alle vongole, che è il nostro ovviamente primario, facciamo anche altre realtà. C'è la sogliola, la capasanta a mezzo guscio, i cannelli. Quindi insomma, ci sono altre attività che tengono in piedi, però importante era anche quello della stabilità delle vongole. Sì, il primario, noi per il 90% lavoriamo con le vongole. Cioè quindi per adesso noi, lavorate al regime ridotto? No, noi adesso purtroppo sia a Caorle che a Chioggia abbiamo i nostri dipendenti, li abbiamo messi in ferie e poi successivamente da qui finite le ferie li dovremmo per forza di cose considerarli in cassa integrazione, perché abbiamo 25 dipendenti tra Caorle e Chioggia e la grande difficoltà, diciamo così, del nostro settore, noi come Veneto, diciamo, il settore molluschi è una realtà molto importante, sia quella delle veraci che quelle di lupini, in questo caso la nostra realtà è importante in Veneto perché è un'economia che fa lavorare 3.000 pescatori. E dietro c'è una grossa realtà. Sì, forse non ne sono tutti consapevoli o consci, perché non è una cosa di cui si parla di frequente, quindi è un settore strategico. Si rischia la cassa integrazione, che non è cosa di poco conto. A livello nazionale, tornando sulla domanda di prima, è sentito lo stesso problema che si sente qua in Veneto, oppure è solo una peculiarità nostra? Credo che in Veneto sia molto più forte. Certo, amplificato il problema, perché c'è veramente c'è sempre stata una pesca della risorsa, come l'allevamento della risorsa di vongole veraci, dove noi esportiamo in tutta Italia, perciò il Veneto è veramente la mamma di tutti questi prodotti, cioè del mare e anche della laguna. Per questo è una crisi doppia e anche molto sentita, ma soprattutto dobbiamo pensare, come diceva Gianni, che ci sono i lavoratori che purtroppo un'azienda dovrà mettere in cassa integrazione. Secondo lei, che più volte è stata ai tavoli di trattativa nazionali, eccetera, al di là di quello che potrebbe stanziare la Regione, che abbiamo sentito, vediamo se riescono in qualche modo a fare, a livello nazionale è sentito questo? Potrebbero esserci degli aiuti, dei supporti, oppure è un momento particolare? Io dico che sì, avendo un po' il polso. Il problema è sentito, perché io vado sul tavolo anche del Ministero come nazionale, è sentito ovunque. Io credo che c'è una domanda che noi ci dobbiamo fare, ma se la devono fare i vertici, se la deve fare l'Europa, se la deve fare il governo, l'Europa che volevo chiedere, se la deve fare la Regione. Noi vogliamo salvarla la pesca? Vogliamo salvarlo l'allevamento? Oppure tutto questo lassismo porta a cambiare mestiere? Ma ricordiamoci che stiamo parlando di un settore principe, di una tradizione, di famiglie. Bravissimo. Secondo lei che percezione ha? Perché lei è stata anche nei tavoli trattative europei, quindi... Io a volte ho la sensazione, purtroppo, in Europa, che ci sia una deriva nel far smettere il settore, di portarlo un po' a chiudere, perché altrimenti non ci sarebbero tutte queste restrizioni che a volte, parliamoci, non sono proprio indicate per noi come Italia. Assolutamente. Il segretario ha detto una cosa molto importante. Che fa rabbrividire un pochettino, perché potrebbe esserci anche questa, non dico questo intento, però. Noi ci metteremo di traverso sicuramente a assolutamente a questa idea dell'Europa. Su questo ci sarebbe molto da dire, per il semplice fatto che la nostra attività come Cogevo in Veneto eravamo fiore all'occhiello su questa tipologia di pesca.
perché le imbarcazioni andavano a pescare solo sul venduto, non andavano a pescare a Le avevate casa. rinnovate anche? Quindi abbiamo fatto una gestione seria con tanti sacrifici, perché come ho detto prima abbiamo subito tante morie a macchie di leopardo, non come questa volta che praticamente ci ha lasciato il 95% della risorsa morta, però attraverso una buona gestione si va a gestire gli stock ittici e si va a rispondere, quanto ha detto appena poc'anzi la Marilena, si va a rispondere a quelli che sono i requisiti, le esigenze della Comunità Europea, cioè salvaguardare gli stock ittici, e noi abbiamo sempre fatto questo. E allora, salvaguardate gli stock ittici, ma perché allora mettono in questa situazione? Mi sembra la questione di cui trattiamo anni addietro delle maglie e delle reti. Perché la pesca viene vista da persone non effettivamente rappresentative. Cioè, la pesca non è per tutti, la conoscenza della pesca è difficile, se non sei del settore fai fatica a capire le dinamiche, le difficoltà, i territori. Ma forse perché anche questo l'Italia tipo di non è pesca tutta peculiare della nostra zona. L'Italia non è tutta uguale, la morfologia del terreno, delle coste non sono uguali, anche se parliamo di Adriatico, di terreno, se parliamo dell'Italia, siamo diversi. E quindi se non hai chi ti rappresenta del settore, uno quindi che è una questione esperto, politica anche. è una questione soprattutto politica, anche quella per me è fondamentale creare una nuova legge sul cambiamento climatico, perché tutto quello che sta succedendo, e questo è solo l'inizio, io sono fortemente preoccupato, perché io sono da 40 anni sono in questo settore, non ho mai visto una moria di questo tipo, c'è una cosa devastante. Cioè, abbiamo subito tante morie noi, e grazie al governatore Zaia, grazie alla giunta, grazie all'opposizione, negli ultimi anni sono riusciti attraverso un progetto di Veneto Agricoltura e della Regione Veneto, darci la possibilità di ripopolare nuovamente il mare, perché quando è successo Vaia, nel 2018, abbiamo visto gli alberi cadere, ma nessuno ha visto cosa è successo in mare. Però grazie alla Regione Veneto, che ci ha aiutato con Veneto Agricoltura, abbiamo ripopolato il mare, abbiamo fatto ricomposizione ambientale, quest'anno avevamo una marea di vongole, ma una marea veramente, poi è successo un'altra volta l'alluvione il 5 maggio e siamo qui a parlarne perché adesso siamo stanchi di subire, perché non vorremmo che poi alla fine la colpa diventa sempre del pescatore. Certo. Non è assolutamente vero. Abbiamo presentato anche un progetto a Roma noi. Al direttore generale, a Saverio Bato, abbiamo presentato un progetto per ricomposizione ambientale per tutto il Veneto. Adesso vedremo se ci daranno risposta, perché se no non ci fermeremo qua. Abbiamo fatto una manifestazione pacifica, tranquilla, perché volevamo, però non finisce qua se non ci ascoltano. La Regione Veneto sono convinto, straconvinto che ci hanno sempre aiutato, non vedo il motivo perché però il problema diventa a livello nazionale. Certo che sì. Allora, mare e laguna. Laguna non abbiamo accennato, però è un problema altrettanto sentito. Ma non c'era stato un ripopolamento, qua vedo con le vongole del Portogallo? Beh, parliamo della semina allora. La semina. Della semina. La semina è un altro problema enorme, perché la semina non si trova. E perciò anche gli allevatori che vogliono ripopolare la loro area che hanno in concessione fanno fatica perché non trovano la semina. La semina è quella che trovano, è carissima, quindi è come dire piove sul bagnato. Cioè io già non ho soldi, cerco il prodotto, non lo trovo, se lo trovo è a livelli carissimi, in più è il granchio, il famoso granchio blu. Mentre all'inizio si accaniva solo con le vongole veraci, quelle che, per semplificare per chi ci ascolta, quelle che hanno le corna, ecco, ma adesso da quest'estate, vedi appunto come diceva il collega Gianni, vedi le temperature alte, vedi la nossia, vedi, adesso non ci sono più nemmeno cozze. Quindi questo è un altro problema. Cozze sparite. Quindi siamo in chiusura, proprio in due parole, cosa farete voi? Ma noi saremo vicini sempre agli operatori, qualsiasi cosa. Si potrà ottenere qualcosa? Vicini e solidali sempre con i colleghi di mare, perché il settore della pesca è uno.
Se uno va in mare, se uno va in laguna, però la pesca è una e dobbiamo difenderla, difendere gli operatori, ma difendere le loro famiglie. È un patrimonio. 2 parole, che cosa sperate di riuscire a ottenere al di là di quello che diceva il consigliere? Sì, al di là dei contributi, diciamo così, a sostegno dei nostri pescatori e delle imprese, sia attraverso il governo, attraverso la Regione Veneto, attraverso Zaia, la mia prospettiva, spero, mi auspico, che sia la Regione Veneto che il Ministero faccia una nuova legge sul cambiamento climatico, perché ne avremo una grande necessità, perché questo è solo l'inizio. Io sono fortemente preoccupato. Allora, 2 parole? In 2 parole, quello che chiediamo alla Regione è un ripristino ambientale, quindi i fondi che arrivano, ripopolare il mare e fare le attività come succede nei campi, quindi facciamo anche i contadini del mare, quindi sappiamo come far crescere le vongole, questo a livello regionale. Invece a livello ministeriale chiediamo un fermo biologico straordinario. Perché purtroppo noi non abbiamo mai avuto... Già c'è questo fermo biologico, però... Straordinario, noi non abbiamo mai fatto fermi biologici retribuiti. Noi abbiamo sempre fatto i fermi biologici di tasca nostra. Quest'anno, questa volta, visto che sarà lunga, non sarà a breve, quindi chiediamo un fermo biologico straordinario. Perfetto, io la ringrazio. Ringrazio i nostri interlocutori, abbiamo cercato di darvi le spiegazioni possibili. Questo tema purtroppo è un'emergenza, è urgente più che altro che un'emergenza, perché siamo sempre in emergenza, ma va compreso, va capito, va divulgato, perché altrimenti diventa un problema di pochi, che non è neanche tanto pochi. Grazie a voi di essere stati qui con noi. Cari telespettatori, vi lascio al brevissimo break pubblicitario, poi c'è un'altra intervista, altri approfondimenti. A dopo.